Dal 6 luglio al via la stagione dei saldi disciplinata dalle nuove regole del codice del consumo. 213 euro la spesa media a famiglia preventivata con un aumento del 5% rispetto all'anno 2022. Quest'anno per i saldi sarà una nuova stagione, quella della data unica d'inizio in tutta Italia, quella dell'introduzione di nuove regole, che come riscontrato da sempre Confcommercio e da Federmoda non fanno venire meno la necessità di trasparenza nell'e-commerce, anzi il tutto dovrà essere disciplinato in base al principio stesso mercato, stesse regole, saldi che come sempre rappresentano un'occasione per fare recuperare un po' di ossigeno ai commercianti, soprattutto dopo l'ultimo anno contrassegnato dal caro energia e dall'aumento dell'inflazione. Anche se è doveroso far prevalere un cauto ottimismo in termini di spesa, dichiara Alfonso Valenza, presidente di Federmoda Agrigento, tanti consumatori come ogni anno aspettano i saldi per acquisti mirati e nel contempo gli operatori sperano in un cambio di tendenza rispetto al calo medio registrato nei mesi scorsi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Oggi più che mai questa fase deve essere vista come quella della ripartenza e auspicabilmente dobbiamo ripartire con l'acquisto nei negozi di prossimità, il vero sostegno che si può dare ai nostri centri urbani fortemente in sofferenza in termini di sostenibilità economica. A partire dal prossimo 6 luglio il comparto moda non sarà investito solo dai saldi, con l'introduzione del nuovo codice di consumo e l'applicazione dell'articolo 17 bis ci sarà l'introduzione della doverosa trasparenza e correttezza da parte dei negozi di vicinato. Come associazione di rappresentanza, la Confcommercio Agrigento desidera quindi evidenziare l'importanza di seguire le regole affinché gli acquisti vengano effettuati in modo sicuro e trasparente, come ci ha dichiarato Giuseppe Caruana, presidente provinciale di Confcommercio. Ricordiamo le regole in base ai cambi, la possibilità di cambiare il capo dopo che lo sia acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. La prova dei cambi, non c'è obbligo e rimesso alla discrezionalità del negoziante, i pagamenti, le carte di credito devono essere accettate da parte di tutti, prodotti in vendita, i capi che vengono proposti in saldo devono avere caratteristiche stagionali o di moda ed essere suscettibili al notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Indicazione del prezzo, l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Queste le regole da seguire.